Amici, buongiorno. Oggi è un giretto qui al confine tra il Veneto e il Trentino. Sono a Pian delle Fugazze e oggi voglio andare a fare il percorso della Via dei Re attraversando il ponte tibetano. Quindi se volete venite con me. Ciao ciao! Ragazzi, sono arrivato al ponte tibetano e pronto ad attraversarlo. È uno dei ponti tibetani più lunghi d'Italia. Bene, attraversiamolo insieme e divertiamoci. Balla tutto. 30 metri di strapiombo. Dai, c'è del divertimento sano. Cazzo ragazzi, proprio figo, proprio figo. Se uno soffre di vertigini, qua potrebbero esserci dei problemi. Però, ragazzi, esperienza veramente bella da provare per tutti. Adesso questo è quello che si vede da metà ponte e vediamo anche la mia faccia ogni tanto. Dai, mi sto divertendo assai, molto bello, molto bello. Dai, proseguiamo e vediamo di fare questo anello divertendoci. Lungo la strada, lungo il cammino, ho trovato questo signore qua che si chiama Franco, grande esperto e appassionato di montagna, uno che la montagna la ama proprio, e mi dice che con un po' di nebbia, con un po' di nuvole basse è ancora più bella secondo lui, giusto signor Franco? Esatto. Benissimo, quindi proseguiamo un po' insieme. Siamo Ciao. il figlio del Bafera. Ecco, ve lo faccio vedere. Ecco. Figlio del Bafera. E ringraziamo l'amico. Sempre in compagnia del signor Franco. Laggiù siamo arrivati al passo delle Gane e adesso qua decidiamo se andare o tornare a Campogrosso o andare al Cornetto. So che il signor Franco va al Cornetto perché ha appuntamento con un amico e anche delle amiche, no? Io invece mi sa che andrò giù a Campogrosso, però è tutto quanto in divenire, non si sa mai. La montagna è bella perché è varia, no? Ecco, io devo solo un po' riabituarmi. Ciao intanto. Bene, dopo un pezzo di strada in compagnia del nuovo amico Franco, al quale poi girerò questo video e già ringrazio per avermi accompagnato lungo il sentiero. Adesso sto scendendo verso Campogrosso e insomma questo è quello che oggi mi riesco a godere. Devo dire che sono veramente contento, veramente contento, e sento che respiro molto bene, sento l'energia, quella sana, e dai, per oggi vediamo di proseguire, che poi vi racconto ancora cosa succede perché ce n'è ancora di strada e la giornata secondo me volge veramente ad essere molto bella. Ciao a tutti.
Dietro di me Malga di Campogrosso, posto che ero abituato a raggiungere in bici quando ero un ciclista e adesso invece a piedi. Comunque in tutto questo pensavo a quanto sia importante uscire dalla propria zona di comfort e aprirsi ad altre esperienze e ad altre possibilità. E oggi sono contento proprio per quello. Prima parlavo di bella giornata proprio perché sto avvertendo questo tipo di sensazione, proprio l'uscire dalla zona di comfort, e sono contento. Adesso vediamo qui alla Malga se è ora di una birretta, un paninetto, vediamo un po'. Allora, sto ragazzo qua, fatalità, no? Trovi un ex collega musicista in mezzo ai monti. Mezzo ai monti. Lui era un gran cantante con un gran talento e Tutto. ha finito tutto e io sono qua che lo bacchetto, infatti adesso lo farò bere. Lì c'è la sua compagna e niente, noi adesso aspettiamo le birrette. E il formaggio, il tagliere. E siamo alla Malga Pra di Mezzo, ricordatevelo questo posto. Cosa abbiamo? Allora, la cacciata al peperoncino, questa qua, quella all'erba cipollina, la cacciata naturale, questa qua, e quello stagionato, mezzano. Poi qui abbiamo la pancetta, lo speck e la spessa. E non ci facciamo mancare niente, insomma. Dai. Ottimo, così ti pubblicizziamo anche, grazie, ciao. Si riparte dopo la sosta. La sosta. Avanti tutta, dai. Ragazzi, siamo in fondo al giro. Quasi. Un giro. Finito, abbiamo portato a casa voi 13, 13. Mettere qualcosa in più. io qualcosa in più. Con più di livello. Ma sì, dai, ma sì, ci sta. Sì, Birretta fatta. assolutamente, ho mangiato un buonissimo tagliere. La stellina l'abbiamo vista, come dire. Esatto. Compagnia c'era, Per essere un sabato mattina che doveva essere piovoso, c'è andata bene. ci è andata bene, ce la siamo goduta, no? Sì. Bene. A più tardi per le considerazioni finali. Visto che sono in zona, non potevo non venire qui. E molti amici, fans, supporter degli Arcana Opera sanno perché sono qui e perché sono molto legato a questo posto. Questo è l'ossario del Pasubio e niente, volevo
farvi vedere anche questo posto. Noi lo cantiamo in una nostra canzone, però vi assicuro che venire qua è sempre emozionante. Penso sia il posto giusto dove concludere questo video. Io vi ringrazio per aver guardato questo video. Se vi piace quello che avete visto, se volete vedere altre mie avventure, iscrivetevi al canale, lasciate qualche commento, lasciate un like e ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!